tutti voi, buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Tutti in ansia per il bonus, è il titolo che abbiamo scelto per questa puntata. Il riferimento è al bonus psicologo, del quale tanto si sta parlando in questi giorni. In realtà questa novità, che è stata introdotta dal milleproroghe, passato alla Camera in attesa ancora del via libera da parte del Senato, dicevo, questa nuova misura in realtà rappresenta per noi un po' lo spunto per affrontare un tema ben più ampio. Come stiamo? Come stiamo dopo 2 anni di pandemia? Qual è il nostro stato di salute, inteso ovviamente a 360 gradi, perché la salute fisica è solo una parte, no, del tutto. Sono stati 2 anni difficilissimi per tutti noi, insomma più volte abbiamo tra di noi, insomma ci siamo detti quanto lavoro ci sarà per gli psicologi, per gli psicoterapeuti, per gli psichiatri, quando finalmente usciremo da questa pandemia. Di questo parleremo nel corso di questa puntata, ovviamente cercando come sempre non solo di analizzare i problemi ma anche di gettare lo sguardo oltre l'ostacolo, pensare al dopo, al come ripartire, al come ricostruire, all'insegna insomma della speranza di quello che saremo in grado di costruire non appena smetteremo di preoccuparci della sola sopravvivenza. Vado a presentarvi gli ospiti con i quali parleremo questa sera. Un saluto e un ringraziamento a Roberto Calvani, che è presidente dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Grazie per essere qui con noi in rappresentanza anche dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale in qualità di responsabile dell'area materno-infantile dell'età evolutiva e disabilità. Grazie allora per essere qui con noi. Un saluto, è tornata a ritrovarci Anna Degano, grazie per essere nuovamente con noi, psicologa, psicoterapeuta, presidente di Aspicef Friuli Venezia Giulia, che è l'associazione per lo sviluppo psicologico dell'individuo e della comunità. Grazie per essere con noi. Grazie a te. Un saluto e un ringraziamento anche a Rossella Dolci, psicologa, psicoterapeuta. Grazie anche a lei per il contributo che vorrà dare alla discussione questa sera. Ma partirei subito da Calvani parlando appunto di questa misura, bonus psicologo, per capirne un po' di più. Iniziamo intanto con il dire che non sono moltissime le indicazioni pratiche che possiamo dare in questo momento ai cittadini, proprio perché l'iter è ancora in corso. Sì, l'iter è ancora in corso e a breve avremo senz'altro delle indicazioni operative da parte dei ministeri con le circolari esplicative. Questo bonus è un bonus fortemente voluto, voglio dire, dai cittadini oltre che dalla professione, perché la petizione che ha raggiunto le 300.000 firme di richiesta dopo la bocciatura della Commissione Bilancio ha dato proprio il segno che il cittadino era ed è in uno stato di estremo disagio e abbisogna dei servizi della psicologia. Questo come premessa. Allora, per quello che si sa fino adesso, uno stanziamento totale di 20 milioni di euro per il 2022, si parla di un valore massimo di 600 euro che viene comunque calcolato in base all'ISEE, che non dovrà essere superiore ai 50.000 euro. Di fatto è una misura che è stata pensata per 16.000 cittadini. Sostanzialmente, Calvani, si dice questa misura aiuterà una persona sosterrà economicamente una persona che terrà 12 incontri, 12 sedute con lo psicologo, calcolando un costo medio di circa 50 euro a seduta. Questo è il ragionamento. Sì, questo un po' è la stima che viene fatta. Dai calcoli che abbiamo fatto alla nostra regione arriveranno circa 100.000 euro da distribuire appunto secondo quello che diceva lei, in modo da poter dare accesso alle prestazioni psicologiche del maggior numero di persone possibili, auspicando però che questo lo voglio dire proprio
come ordine lo stiamo portando avanti anche a livello nazionale, auspicando che i fondi che in questo momento sono bonus diventino fondi strutturali. Fondi strutturali significa che i fondi saranno a disposizione sempre e in continuità, perché non possiamo pensare di vuotare il mare del disagio con un cucchiaio. E su questo tema, noi come Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia abbiamo già iniziato un'interlocuzione con il vicepresidente e assessore alla sanità del Friuli Venezia Giulia, Riccardi, un'interlocuzione per avviare tutte le procedure per lo psicologo di base, che sarebbe un po' la continuazione di questo bonus con un fondo strutturale dato alle aziende sanitarie per poter attivare degli sportelli di aiuto costanti nel tempo a disposizione di tutti i cittadini, magari anche senza la necessità del vincolo dell'ISEE. Ecco, questa interlocuzione è a mio avviso a buon punto. Se riusciamo a portarla avanti almeno entro l'estate, credo che per quando saranno finiti i fondi del bonus, magari la Regione, che in questo momento è particolarmente attenta al disagio psicologico, potrà dare ulteriori risposte ai cittadini che hanno bisogno. Mi pare di capire, mi corregga se sbaglio, questa sarebbe una misura complementare rispetto al bonus psicologo nazionale, il che significa andare incontro ad un numero maggiore di persone, ad un numero maggiore di famiglie, anche perché i 100.000 euro che arriveranno in regione per il bonus psicologo concretamente quanti aiuteranno? Potrebbero aiutare qualche centinaio di persone, non di più. Parliamo di centinaia di persone su una popolazione di 1,5 milioni che siamo in Friuli Venezia Giulia. Onestamente non è molto, però se posso dire la Regione è stata lungimirante in questo, in quanto l'altro assessorato, quello delle politiche della famiglia, non quello della sanità, ha già stanziato nella legge di bilancio 2021, appena finito, altri 300.000 euro per una sorta di bonus psicologico riservato ai minori in età scolare, dai 10 delle scuole medie inferiori fino ai 19 delle scuole medie superiori, per tutti i ragazzi senza limite di ISEE, con un bonus psicologico di circa 500 euro. E questo potrà essere avviato in tempi anche molto stretti. Noi prevediamo entro la fine di marzo, o comunque sicuramente entro Pasqua, potrà essere attivo con già le prime sedute effettuate. Cioè, rischiamo in Friuli Venezia Giulia di arrivare prima che non con il bonus psicologo nazionale? Una volta tanto io credo che la Regione sia stata lungimirante in questo. Peraltro pensandoci ancora prima che si ragionasse a livello nazionale. Assolutamente, ci ha pensato prima, quando si vedeva che c'erano un po' di temporali in vista, e seguendo anche l'esempio del Lazio, che ovviamente ha molte più risorse di noi, ma anche il Lazio ha attivato un finanziamento, diciamo, di bonus prima della fine dell'anno per i cittadini del Lazio. La Regione nostra è stata sicuramente lungimirante, ha previsto di poter essere di aiuto, ma proprio perché si è fatta carico di una sofferenza che è sempre più evidente, che è sempre più presente nei servizi sanitari, che faticano sempre di più ad accogliere le richieste dei cittadini. Ripartiamo proprio da qui, faremo insomma diverse riflessioni nel corso di questa puntata, condivideremo se possibile insomma anche esperienze, non dico che faremo una terapia di gruppo, però insomma alcuni dei ragionamenti che cercheremo di mettere sul tavolo penso possano essere d'aiuto a tutti, anche perché al di là di chi accede ai servizi, insomma ci sono tante famiglie, la maggior parte delle famiglie, oserei dire tutte le famiglie che in qualche maniera hanno risentito di questa pandemia, chi più, chi meno, ma abbiamo fatto tutti quanti i conti con questa emergenza sanitaria e l'equilibrio di tantissime famiglie ne ha risentito. Quindi
Ecco, un percorso che credo davvero possa essere utile per tutti. Vado allora da Anna Degano. Dicevo prima, in questi 2 anni il nostro obiettivo principale a tutti i livelli, a livello sociale, a livello familiare, a livello lavorativo, è stato quello della sopravvivenza, che già ci sembrava insomma, un obiettivo importantissimo. È arrivato il tempo di cominciare a guardare oltre, anche perché di lavoro ce ne sarà tantissimo da fare e questo lavoro lo dovremo fare con sulle spalle il peso e il carico di quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni. Sì, infatti il bonus, hai ragione Alessandra, cade proprio a fagiolo nel momento giusto. Le energie delle persone sono state coinvolte per sopravvivere, hai usato un'espressione reale. Fino allo scorso anno, insomma, la gente è stata bombardata da emozioni fortissime che hanno sconquassato, destrutturato proprio il nostro stile di vita, e lo è stato non solo per una piccola comunità, ma per la comunità mondiale. Questo ha destrutturato tantissimo, soprattutto la nostra visione del futuro. È caduta la nostra capacità progettuale, è aumentata l'ansia, la paura. E soprattutto anche da un'indagine che abbiamo realizzato come osservatorio in collaborazione con il Comune di Udine, è emerso il senso di impotenza, che ha a che vedere anche con la grande rassegnazione. Quindi ansia, frustrazione, rassegnazione e paura, è questa la condizione emozionale che ha caratterizzato il passato, che allora, ha consumato. Chiedo scusa perché ci dobbiamo fermare per la pubblicità, facciamo una pausa, poi proprio ripartiamo, perché insomma è interessante capire se abbiamo un sondaggio. Abbiamo raccolto un po' di informazioni sul territorio, ecco, credo che queste poi rappresentino davvero un importante punto di partenza, ripartenza per immaginare il dopo. Ne parliamo dopo la pubblicità. Tutti in ansia per il bonus psicologo che insomma dovrebbe diventare operativo a breve. Questo è lo spunto per fare un discorso più ampio questa sera sul nostro stato di salute mentale, psicologica dopo 2 anni di pandemia. Poco prima della pubblicità Anna Degano ci stava parlando di un sondaggio che è stato fatto sul territorio, in Comune di Udine nello specifico, dal quale emerge cosa? Ripartiamo da qui. Allora, emerge innanzitutto il grande disagio psicologico che abbiamo vissuto in questi 2 ultimi anni, il grande consumo di energie e anche di speranza che abbiamo dato insomma, in questo tempo. Ci ha tolto molta di energia vitale. Le emozioni, dicevo prima, principali sono state quelle dell'ansia, della paura, della frustrazione e anche il grande tema dell'impotenza. Le persone non sapevano proprio come fare. Non riuscivano a intervenire, a migliorare il proprio stato di vita e quindi hanno perso la speranza, la motivazione. Questo è avvenuto. Temevano molto, ecco, uno dei dati importanti, che le persone temevano per il loro futuro, temevano di perdere, oltre all'entusiasmo, anche il lavoro. Quindi questa situazione economica che è andata a colpire soprattutto le famiglie con figli. Sono stati colpiti i genitori nella loro funzione di sostegno anche dei figli. I vissuti emozionali principali, anche a rischio di psicopatologie, sono stati, oltre che all'ansia, gli attacchi di panico, anche la depressione, i disturbi del sonno e anche i disturbi dell'umore. Quindi, dicevo prima, assolutamente importantissimo il bonus psicologo, arriva nel momento giusto perché adesso dobbiamo ripartire. Una cosa interessante del sondaggio, ci tenevo a condividere anche perché è coerente con questo intervento a sostegno delle persone e consultando lo psicologo. Le persone intervistate, quando loro è stato chiesto a chi ti rivolgeresti per parlare di questo tuo vissuto, una grossa fetta, mi verrebbe da dire proprio la maggior parte, ha pensato a qualcuno di esterno, quindi o ad amici o ad esperti, quindi c'era già la base
per immaginare che un esterno ci possa aiutare. Perché no l'interno? Ce lo siamo chiesti. La risposta è questa, che le persone non volevano andare a pesare sulla già difficile gestione emotiva dei propri cari. E quindi la presenza, a maggior ragione, dicevo, la presenza di un esperto esterno in questo momento è fondamentale, perché ha una visione obiettiva e perché è portatore comunque di possibili nuove pensabilità. Lo psicologo, lo psicoterapeuta, lo psicologo di comunità sono figure che riescono ad intervenire ripartendo da quello che c'è piuttosto che da quello che manca, ed è quello che dobbiamo fare noi, guardare le risorse che abbiamo e puntare sulla nuova progettualità. Calvani. Mi ha fatto venire in mente la collega Degano quando parlava di consumo di energie delle persone, che è assolutamente vero. Io vorrei soffermarmi anche in questi 2 anni sul consumo dei farmaci e psicofarmaci, che come richiesta all'esterno, poi non avendo la possibilità di rivolgersi a uno specialista esterno, si ricorre al palliativo, alla pastiglia. Se vediamo in quest'ultimo anno la pubblicità di Dormi Ben, Serenil, Serentil, Ansiolin, eccetera, di farmaci da banco parliamo, anche non solamente il farmaco specialistico. Io credo che sarebbe molto interessante se si facesse una ricerca o un'analisi, più che una ricerca, sul consumo dei farmaci e degli psicofarmaci in questi 2 anni, a dimostrazione di quella che è davvero la richiesta di aiuto delle persone nelle difficoltà che rappresentava la collega Degano adesso. E questo è sicuramente un altro aspetto interessante. Bisognerà vedere anche quello che succederà alla fine di questa pandemia, perché probabilmente ci sarà un'onda lunga da gestire, insomma non è un problema sicuramente chiuso, anzi questa sera cercheremo di, insomma l'abbiamo già in parte anche fatto, parliamo dello stato di salute delle famiglie, dicevamo tanti equilibri che sono cambiati all'interno delle famiglie, tante coppie che non sono riuscite a sopravvivere a questa crisi, comunque situazioni di tensione, di disagio che si sono sviluppate in famiglia, a scuola, sul lavoro. E c'è un altro aspetto che andiamo subito a trattare, che è quello degli anziani, come gli anziani hanno vissuto questi 2 anni di pandemia. Immaginiamo con tante paure in più rispetto al resto della popolazione, magari patendo la solitudine in un periodo dove c'è stato imposto il distanziamento non solo fisico ma appunto anche sociale, con tanti nonni che a un certo punto non hanno avuto nemmeno più la possibilità di stare vicino ai loro nipoti perché non era sicuro. Ecco, di questo vorrei parlare con Rossella Dolci. Ecco, la pandemia vista dalla prospettiva degli anziani. Sì, come già avete detto voi prima, il lockdown, soprattutto il primo lockdown, ne abbiamo avuti 2, ma in modo particolare il primo ha sicuramente rivoluzionato negativamente il nostro modo di vivere, in modo particolare nel caso degli anziani. Intanto per le notizie che ascoltavamo in televisione, quando appunto la percentuale di morti era soprattutto di anziani, quindi questo ha creato anche una forte paura nell'anziano che come reazione immediata si è chiuso in casa, non esco, non mi faccio contagiare perché ho paura di morire, sono nella categoria più debole, più a rischio e dunque mi chiudo in casa. Questo ovviamente ha aumentato l'ansia per anche lui, per il suo futuro, no? Perché anche l'anziano, anche se avrà un futuro limitato rispetto a un giovane, ha comunque delle aspettative di vita. Quindi da una parte questa forte paura, anche fomentata, anche non volendo sicuramente, dai mass media che ci davano certe informazioni, nello stesso tempo questa solitudine, anche perché ha rivoluzionato la loro vita, avevano una routine fatta di incontri perché le diverse comunità organizzavano
appunto diverse attività, dal giocare a scacchi, lezioni di ballo, lezioni di computer, lezioni di ricamo, uscite, gite, quindi tutto questo è venuto a mancare. Ma anche il semplice caffè, no? Condiviso, sì, perché con la vicina di casa, sì, con... hanno la loro routine in fondo, no? E ogni essere umano, non solo l'anziano ma anche noi, abbiamo bisogno di certezze, cioè dobbiamo essere comunque sicuri che domani mattina avremo determinate nostre routine, e l'anziano ha maggior ragione, no? Ha bisogno di avere questi punti fermi che sono venuti proprio a mancare, perché magari la mattina si va fuori, fa fare la spesa, si trova l'amico, cioè si esce per mezz'ora di spesa e poi si sta fuori 3 ore perché si conosce, soprattutto nei piccoli paesi, no? Dove ci si conosce tutti, si è cresciuti insieme, e quindi c'è proprio questo bisogno. E la pandemia, il primo lockdown in modo particolare, ha spiazzato via tutto questo, tutte queste certezze non ci sono più. Ecco, adesso stiamo vedendo peraltro delle immagini di Udine ai tempi del lockdown, ecco, quelle immagini delle città vuote, dei luoghi di socializzazione completamente vuoti, non ci sono macchine, ci sono appunto, si incontrano poche persone per strada. Questo insomma è quella che abbiamo vissuto. Aggiungiamo un altro elemento alla nostra riflessione. Abbiamo coinvolto Enrico Moratti, che direttore del Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, perché gli effetti della pandemia si sono misurati chiaramente anche lì, in fasi diverse, ma cerchiamo allora di capire che cosa è accaduto. Ce lo racconta direttamente il dottor Moratti. La prima fase è quella iniziale, quella del lockdown, diciamo così, dei primi 2 lockdown, in cui non abbiamo avuto un incremento diciamo così, di nuova utenza, e non abbiamo avuto un incremento di attività. Quello che abbiamo notato però è c'è stata una sofferenza, tra virgolette, negli utenti che già seguivamo, una sofferenza che ci è stata testimoniata dal fatto che sono aumentate le ricadute, anche perché funzionavamo noi in modo ridotto, pensiamo soltanto al fatto che abbiamo dovuto interrompere tutta l'attività dei gruppi, e funzionavano in modo ridotto anche i gruppi di autoaiuto, che sono una risorsa importantissima sul territorio. Superata questa prima fase, abbiamo avuto poi l'onda lunga, per cui abbiamo via via un aumento, abbiamo registrato via via un aumento di nuovi utenti, con disturbi che, guarda caso, sono figli, sono nati, si sono appalesati proprio nel periodo della pandemia, che quindi in qualche modo sono correlati. Abbiamo un'utenza in carico che rispetto agli anni precedenti è un'utenza che presenta diciamo così, una sofferenza psicologica più marcata, più evidente, soprattutto con sfondi di tipo depressivo e di tipo ansioso, che sono tra l'altro alcune delle conseguenze che vengono registrate nella popolazione in generale e che vengono descritte in letteratura proprio come conseguenze della pandemia Covid. Calvani, ansia e depressione, ripartiamo da qui. Beh, ansia e depressione sono i sintomi, diciamo, riscontrati più evidenti, ma accompagnati da sintomi e situazioni molto più gravi e in continuo aumento che mettono in crisi il sistema sanitario. Parliamo dell'aumento del 30% dei tentativi di suicidio, parliamo del ricovero nel reparto di pediatria di minori con tentativi di suicidio, perché non si riescono ad individuare strutture idonee per i minori, un aumento tra il 30 e il 40% dei disturbi del comportamento alimentare negli adolescenti. Questo noi riscontriamo proprio in azienda Friuli Centrale, con difficoltà poi nel mettere in atto le parti riabilitative. Ecco, questi sono picchi di disagio enorme in ragazzi, nei giovani, che dovranno essere
la nostra futura classe dirigente. Abbiamo ragazzi che hanno fatto la scuola media in DAD e pagheranno questa istruzione un po' così altalenante, per cui diciamo che questo disagio diffuso con l'onda lunga, come diceva lei, si protrarrà negli anni e noi dobbiamo essere pronti ad intervenire in qualche modo, per cui sicuramente per tornare al tema del bonus psicologico è un buon inizio, ma deve assolutamente continuare, deve poter diventare, come dicevo prima, strutturale. Proprio di giovani parleremo subito dopo la pubblicità, tra poco. Come annunciato prima della pubblicità, adesso il nostro focus è sui giovani, lo diceva il dottor Calvani, ci sarà molto lavoro da fare, i giovani, i bambini, i ragazzini, i giovani hanno pagato duramente, continuano a pagare questa pandemia, ci sarà moltissimo lavoro da fare. Chi ha un rapporto stretto con i ragazzi, in particolare con quelli che insomma manifestano una qualche forma di disagio, è Andrea Monculli, educatore professionale del Dipartimento delle Dipendenze di ASU FC. Gli effetti della pandemia sui giovani, di questo ci parla, andiamo a sentirlo. In questi 2 anni di pandemia quello che si verifica è che, come è stato un momento di incertezza che ha fatto provare paura, sentimenti di ansia a tutti, in particolar modo l'ha fatto provare anche ai giovani, che sono stati molto bravi e molto flessibili nel continuare nel tenere duro magari tutte le attività che loro prima facevano a distanza. Mi viene da dire il distanziamento, che è stato tante volte definito sociale, ecco, in realtà doveva essere solo fisico. I giovani sono stati molto bravi a rispettare le regole di distanziamento fisico, hanno perso quello che deriva, la ricchezza che deriva dalle esperienze sociali. La paura che io ho, per esempio, è quella che un adolescente non comprenda l'importanza e la potenza di avere dei rapporti di fiducia, di solidarietà, anche di aiuto delle volte, no? Con gli adulti, ma anche con i suoi pari, con i suoi amici, insomma, no? E che in qualche modo questo periodo ci abbia portato ad una analfabetizzazione dei rapporti sociali. Quello che abbiamo visto nel rapporto anche con le scuole, gli insegnanti delle scuole che partecipano a delle attività di prevenzione è il registrare quello che dice anche la letteratura, quindi aspetti di ansia, di panico, paure, una tendenza all'isolamento, all'allontanarsi e sentimenti di tristezza e in qualche modo una sfiducia nei confronti del futuro. Di quello che sarà, e poi anche la domanda tipica di un adolescente, cioè che cosa sarà di me quando sarò grande, ecco, no? Che cosa voglio fare da grande. E ognuno nel proprio ruolo, nel proprio posto, deve fare una riflessione su questo, ecco. Una riflessione su questo per fare in modo che questi 2 anni non diventino veramente non siano stati veramente un buco enorme che uno si porterà avanti nell'età adulta. Riparto da Anna Degano. Questa è la situazione. Insomma, penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che i bambini, i giovani meritino davvero un'attenzione speciale, un'attenzione particolare. Lo si diceva anche prima, le famiglie in questo momento sono un po' provate, usiamo questa espressione. Anche le responsabilità di genitori sono difficili da portare avanti in un momento di difficoltà, ecco così, generale. Le famiglie non possono scaricare la scuola, così come la scuola non può scaricare sulle famiglie. C'è proprio la necessità di fare un lavoro di squadra, dobbiamo fare qualcosa tutti quanti insieme. Credo partendo proprio dai giovani, che sono quelli che hanno patito di più e che sono quelli che hanno sicuramente più bisogno di tutti. Perché uso l'espressione gioco di squadra? Riallacciandomi a quella che è la psicologia di comunità, no? Che è quello
su cui voi lavorate e lavorate da tempo, che credo in questo momento diventi davvero uno strumento efficace. Verissimo. Sto pensando al buco di cui parlava prima Andrea Monculli. I buchi nascono, dico qualcosa adesso quasi di eretico, i buchi nascono proprio per essere riempiti. E quindi credo che questa sia veramente una grande occasione dal punto di vista quasi epocale per tutti gli adulti di riprendere in mano questo ruolo, il ruolo del potere, ma non del potere dominante, del potere affettivo e del valore. C'è la possibilità per noi adulti di riempire il vuoto dei giovani con dei valori, dando assolutamente esempio. Quindi questo lo si può fare in squadra, come dicevi te, sono d'accordissimo, anzi è proprio nei momenti di difficoltà, se pensiamo al nostro passato, anche al nostro dopoguerra, non serve andare così lontano, dove in fondo c'è anche il post-terremoto, cioè nel momento di grande distruzione la comunità si unisce, le persone si uniscono perché il bene comune è ancora maggiore e questo crea autonomia e naturalmente, spontaneamente motivazione, vicinanza, relazione. E da una relazione che noi nasciamo, io lo dico sempre, è all'interno di una relazione che noi possiamo anche rinascere e risorgere e trovare delle risposte. Quindi figurati la possibilità che hanno le comunità, penso agli enti locali, le scuole, di veramente mettersi insieme con progetti che sviluppino appunto la relazione, dando ai ragazzi la possibilità di riempire quel vuoto attraverso loro esperienze, mettendo loro al centro, mettendosi anche in gioco e mettendo in gioco anche il nostro modo di vivere di prima, Alessandra, il nostro modo di essere stati genitori, di essere stati imprenditori, di stare, come dire, io dico, essere stati sotans molto, no? di molte entità, tra cui anche di falsi valori, tra cui anche il lavoro che ha portato via molto tempo rispetto all'ascolto, la relazione e il viversi, anche attraverso gli spazi nuoti. È una grande, grande occasione, se gestita bene da parte dello Stato, senza abbandoni. Adesso dobbiamo esserci. Il buono psicologo, legato a questo, il buono psicologo è una grande occasione. E così anche altre opportunità. Condivido, come diceva il nostro Presidente, non per il momento, okay? Non per trovare falsi e anche facili consensi, ma deve essere una manovra veramente di accompagnamento con un grande investimento e crederci. In primis deve crederci lo Stato. Tornerei per un attimo dalle famiglie, perché con questa pandemia se qualcuno indossava quella maschera è sicuramente crollata. Se prima c'erano delle fragilità si sono molto probabilmente acuite e probabilmente anche all'interno delle famiglie più strutturate qualcosa ha iniziato a scricchiolare. Questo per dire che cosa? Che forse sarebbe bene, insomma, rimettersi un po' in gioco, rimettersi un po' in discussione tutti quanti come famiglie, come genitori, perché no, anche come figli, nell'ottica insomma di rimettere a posto quello che magari già prima non era a posto, ma forse la cosa non era venuta fuori come poi è successo. E questo partendo anche da un'altra considerazione, ma lo dico da mamma e vedendo anche tanti ragazzi, sono normalmente quelli che in questi 2 anni si sono lamentati meno, quelli che hanno patito di più, ma che si sono lamentati meno, che hanno accettato con uno spirito diverso restrizioni e limitazioni che gli adulti non erano in grado di accettare. Quindi i ragazzi sono andati avanti sentendo poi le lamentele dei loro genitori. È andata un po' così. Verissimo. I giovani hanno una naturale capacità resiliente di ripensarsi, di aspettare, di avere il pensiero positivo. Cioè il bambino ha questo pensiero magico di poter cambiare la realtà, guai se non ci fosse, quindi il giovane ce l'ha e dà anche a noi la speranza. Sicuramente dà anche l'occasione, come dicevo prima, all'adulto di ripensarsi, quindi di prendere in mano le cose che prima non andavano bene e affrontarle. Noi oggi abbiamo l'occasione, quindi di dare anche dei modelli nuovi, di dare, smettere di lamentarsi. Alessandra, hai detto una cosa fantastica. Il lamento è importante, perché nel lamento noi
iniziamo a dichiarare ciò che non va bene, quindi è un modo per iniziare ad affrontarlo, non può essere solo il lamento, noi abbiamo bisogno di agire, è l'agire che permette a noi il vero cambiamento, quindi le emozioni forti, la tristezza in primis e la rabbia poi, rabbia importantissima, danno la possibilità al singolo, ma anche ai contesti familiari, quindi la rabbia al conflitto dei genitori, che la vicinanza ha facilitato, cioè il lockdown ha facilitato l'uscita del conflitto, ma anche la possibilità di, se è uscito il conflitto, escono anche le cose che non vanno. Quindi adesso è importante utilizzare gli strumenti per affrontare quella situazione. Quindi la lamentela sì, ma non può essere solo lamentela, perché la lamentela significa, rimanere alla lamentela significa colludere con un lockdown che è un lockdown emotivo ed affettivo. Invece agire, prendere l'occasione dello psicologo piuttosto che anche del cambiare lavoro, un'azienda che chiude, bene, mi ripenso, do un esempio a mio figlio, do l'esempio al figlio di come, perché il figlio chiede questo al genitore, non chiede al genitore di essere perfetto, ma chiede al genitore se sono nelle situazioni difficili, se sono in una situazione faticosa, distruttiva, come posso uscire? Cemut fagio a vignifur, no? Dalla rogne. Questo, come faccio ad uscire dalla situazione difficile? Questo noi dobbiamo fare, anche se questo alle volte costa perdere dei privilegi, Alessandra. Il privilegio che avevamo prima, lo stipendio che avevamo prima, va bene, lo perdiamo, ma abbiamo la possibilità, faccio così, di unirci di più alle persone, di stare più nel piacere del vivere, perché il vero piacere è dato dalla dimensione umana ed emozionale, e quindi dal riempire quel vuoto dei giovani, bella questa considerazione di Andrea, riempire il vuoto dei giovani con l'affetto, non con le cose, i regali, con i possibili lavori brillanti, con i like, ma iniziare veramente a riempirlo con la nostra presenza. Cosa fare per gli anziani? E torno da Rossella Dolci. Beh, intanto un intervento a livello comunque comunitario, perché, e questo vale per tutti, ma in modo particolare per gli anziani, bisogna fare in modo che vengano, passatemi il termine, rieducati a riavere quei rapporti sociali che non avevano, che hanno comunque perso in questi 2 anni, perché adesso effettivamente possiamo muoverci liberamente, anche con certi limiti, però la paura che ancora c'è di fondo, che impedisce di magari ristabilire quei rapporti che c'era all'inizio, perché sì, va bene, ci ritroviamo, però dobbiamo usare le mascherine, dobbiamo disinfettarci, non possiamo essere più di un tot numero all'interno di una stanza, comunque può far paura alle persone soprattutto anziane, no? Perché quello che è stato il passato è ancora presente, cioè siamo ancora in pandemia, non si è ancora risolta, e quindi questo può comunque condizionare il loro stato d'animo, quindi quest'ansia, questa paura c'è comunque, perché sempre resterà l'idea: io faccio parte di una categoria abbastanza a rischio, no? Quindi la comunità può intervenire favorendo degli incontri in modo tale, o delle attività studiate in modo tale, quindi con la collaborazione dello psicologo di comunità, perché queste attività possano favorire proprio l'elaborazione di determinate emozioni per poter ricominciare da capo. Mi piace molto questo concetto della rieducazione, che poi ovviamente riguarda tutti noi. Ci sono cose che dovremmo imparare nuovamente a fare, ma penso semplicemente alla stretta di mano, che ormai ci siamo dopo 2 anni disabituati a fare, no? Oppure quando ci troviamo insieme ad altre persone senza mascherine c'è quella sensazione, no, di sentirsi un po' nudi, un po' fragili, quella che era la normalità, no? E adesso sembra qualcosa di molto lontano. È chiaro, parlo di 2 cose molto semplici, poi c'è tutto il resto, però questo per dire che abbiamo perso delle buone abitudini che dobbiamo, insomma, un po' alla volta riconquistare. Ovviamente è bello poter pensare a questo come un'opportunità per rimettersi in gioco. Non sarà semplicissimo, ma siamo qui, ci siamo, abbiamo il privilegio di esserci. È giusto rimboccarsi le maniche, credo anche con grande senso di responsabilità, da genitori, da cittadini,
bambini, da nonni, da insegnanti, insomma tutti noi credo dobbiamo affrontare le prossime sfide con grande senso di responsabilità. Allora andiamo in pubblicità, poi avremo ancora pochi minuti da trascorrere insieme e magari proviamo veramente a dare uno sguardo al futuro, a quello che sarà tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, cominciamo a parlare di quello che sarà, del post pandemia, delle sfide che ci attendono, ovviamente anche dei problemi, delle situazioni da gestire. Parlavamo insomma di un'onda lunga che avrà i suoi effetti anche da qui, non so se prossimi mesi, prossimi anni, adesso non vorrei essere troppo pessimista, però l'abbiamo detto, non sarà una situazione semplice da gestire e temo che il breve periodo non sarà sufficiente. Allora, di post pandemia abbiamo parlato con Enrico Moratti, direttore del Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Partiamo da lui, poi ritorniamo in studio. La nostra prospettiva è nero. Perché è nero, dico? Perché ci aspettiamo un incremento progressivo nei prossimi anni dell'utenza con problematiche di dipendenza. Questo perché? Perché anche i tempi di latenza tra l'inizio dell'uso di una determinata sostanza o l'inizio di un comportamento che può diventare poi un comportamento patologico, i tempi di latenza in genere possono arrivare anche a diversi anni. E quindi se la sofferenza c'è adesso e il comportamento inizia adesso, è facile per noi pensare che nei prossimi anni avremo un incremento degli arrivi. Quello che ci auspichiamo è che ci sia un supporto di comunità, di collettività che riesca in qualche modo a riconoscere e a gestire queste forme di sofferenza prima che diventino francamente problematiche e quindi prima che debbano arrivare da noi. Questo è l'auspicio. Calvani, il suo auspicio qual è? Come Presidente dell'Ordine il mio auspicio non può essere che una prosecuzione degli aiuti alle famiglie e all'individuo all'insegna del fatto che la psicologia deve essere un diritto di tutti e non un privilegio di pochi. Su questa onda qui io credo che ci aspettiamo sicuramente un avvio, come dicevo anche prima, dello psicologo di base, dello psicologo delle cure primarie, per essere di facile accesso ai cittadini in prima istanza e collegandomi a quello che diceva anche la collega Dolci, auspichiamo, magari con gli aiuti che arriveranno, che finalmente la nostra Regione si allinei nell'introduzione dello psicologo all'interno delle case di riposo e del mondo degli anziani, ricordando che nelle case di riposo non ci sono solo gli anziani anagrafici, ma ci sono moltissime persone relativamente giovani, dai 50 anni in su, con deficit e difficoltà che potrebbero avere bisogno appunto di un supporto psicologico. Noi auspichiamo che seguiamo almeno l'esempio del vicino Veneto, dove lo psicologo è strutturalmente inserito nelle case di riposo. Per quanto riguarda i giovani, torniamo a sentire Andrea Monculli, educatore professionale del Dipartimento delle Dipendenze di ASUFC. Le fragilità sono aumentate. Diciamo che la dipendenza oppure il comportamento di uso di qualche sostanza in un primo tempo è una sperimentazione, dopo si può consolidare, in alcuni casi diventare un problema e quindi quella che viene chiamata dipendenza. E dietro ci stanno delle volte un po' un'idea di autocura, nel senso che una sostanza mi dà un effetto in maniera transitoria che va un po' a lenire magari il mio senso di tristezza, una mia ansia, una mia paura, una mia difficoltà. Ecco, a queste dobbiamo pensare anche che le dipendenze non sono solo da sostanze,
ma anche da altri comportamenti, quali potrebbero essere il gioco d'azzardo, ma anche il videogaming, l'utilizzo di internet, l'utilizzo di social e così via. Ecco, questa è una nuova frontiera che mi viene da dire le tecnologie sono una nuova frontiera in cui si può cadere in qualche modo in una dipendenza. Ecco, credo che in questo periodo dove siamo in qualche modo stati obbligati, era un po' l'unico modo per tenerci in contatto con il mondo oppure per svolgere determinati compiti, ecco, è diventato un rischio maggiore, un rischio che è più presente nella vita di tutti, ecco. E quindi anche questa sarà una cosa da attenzionare. Anna Degano, i rischi sono purtroppo sempre dietro l'angolo e in un momento in cui ci sentiamo tutti un po' più fragili, chiaramente questi rischi aumentano. Il lavoro di squadra diventa ancora più importante. Chi abbiamo vicino ha un ruolo importante. Sì, ha un ruolo importante nell'ascolto, nel porre attenzione all'altro, in particolare penso ai giovani, ma anche al compagno, al marito, penso al collega, quindi questo periodo dà la possibilità a tutti noi di prestare maggiore attenzione proprio all'altro, mettendo al centro la persona, mettere al centro la parte più umana di noi, la persona e, come dicevo prima, il tema anche della relazione. Pensiamo al vuoto, ripeto, di cui parlava prima Andrea, ma anche al tema delle dipendenze. La dipendenza non colpisce solo i giovani, nei giovani noi la vediamo perché vediamo le loro sofferenze, i loro blocchi, le loro paure, i loro isolamenti, ma in fondo la dipendenza ha origini lontane, ha a che vedere anche con il rapporto che il genitore instaura, i genitori instaurano. Quindi il creare relazioni nuove, i genitori hanno bisogno di creare queste relazioni, di investire il tempo in questo. Quindi creare solidarietà, i gruppi di mutuo aiuto, impegnarsi nel sociale, guardare il vicino di casa, la parte bella di un tempo che oggi potremmo chiamare, e questo è uno spunto anche per le amministrazioni comunali, servizi di prossimità. Aiuti di prossimità, sviluppare questo, no? La cultura dell'aiuto, del sostegno, innanzitutto l'autosostegno, quindi investire in questo, dare attenzione a quello che è il nostro benessere prima di tutto e iniziare a riaprirci rispetto agli altri. Abbiamo la possibilità. Guarda Alessandra, il fatto che sia mancato tanto il contatto tra le persone ha posto, come ogni qualvolta manca qualcosa di importante, ha posto il focus su quanto è importante invece stare con gli altri e il contatto con gli altri. Quindi recuperare proprio l'attenzione dedicando proprio il tempo giusto. Chiedo anche a Rossella Dolci qual è il suo auspicio per questo post-pandemia. Io quello che spero è che ci si sensibilizzi di più da parte degli enti, delle strutture comunali, provinciali e regionali, dagli enti appunto, una maggiore sensibilizzazione per proprio una vera e propria prevenzione, quindi agire su questi che adesso sono comportamenti disadattativi proprio per evitare problematiche patologiche più importanti, più forti in futuro. Quindi proprio l'idea di uno psicologo di base, di uno psicologo che aiuti, che collabori con le strutture, quindi uno psicologo di comunità, che si cali nella comunità di riferimento, perché ovviamente ogni paesino, ogni cittadina è a sé, ci sono realtà diverse, molteplici, dalla montagna al mare alla collina, qui abbiamo un po' di tutto, e che quindi collaborando con questi enti si crei quelle situazioni necessarie, indispensabili, perché i giovani e i meno giovani possano superare in modo positivo e soddisfacente quello che c'è stato. Calvani, chiudo con lei. Insomma, mi pare che ci siano le condizioni nella nostra regione, no, per poter sperimentare tutto questo. L'attenzione c'è e c'è qualcosa di più, perché appunto, come ci ricordava a inizio trasmissione, si sta già lavorando, qui siamo, insomma, siamo avanti. Questo per dire
insomma, che questa emergenza qualcosa di positivo poi stimola sul territorio. Beh, certo, dobbiamo essere assolutamente ottimisti, visto che c'è la lungimiranza dei nostri amministratori. Quello che ho auspicato, non l'ho auspicato come libro dei sogni, ma credo che possa essere effettivamente realizzato. Abbiamo i supporti normativi, le leggi, abbiamo i supporti economici con i bonus nazionali o regionali, e abbiamo i professionisti che sono a disposizione dei cittadini, per cui credo che possiamo essere ottimisti per il prossimo futuro. Mi perdoni una battuta in conclusione, è chiaro che avrete davvero tantissimo lavoro da qui insomma, ai prossimi mesi, mettiamola così. E il bonus psicologo per lo psicologo? Bisognerà introdurlo a un certo punto. Assolutamente sì, siamo umani anche noi. Allora, io vi ringrazio moltissimo, chiudiamo con il sorriso proprio perché insomma ci piace l'idea di cominciare a guardare avanti, ricominciando a sorridere, vedendoli questi sorrisi che ci sono stati ma troppo a lungo nascosti sotto le mascherine, insomma un po' di speranza per il futuro, ma anche con fatti concreti come abbiamo raccontato questa sera, con progetti che sono ecco, pronti a diventare qualcosa di veramente molto concreto. Ringrazio davvero i nostri ospiti per essere stati qui con noi questa sera, per il loro contributo, grazie ai tecnici in regia e naturalmente anche a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, arrivederci.